Messaggi sui cartelloni luminosi della stazione centrale di Trieste emblematici e passeggeri costretti a ore d'attesa per salire su un treno garantito piuttosto che affidarsi a Trenitalia o Italo per i rimborsi. I sistemi delle due compagnie sono diversi, quindi meglio rivolgersi ai siti web. Lo sciopero del 20 giugno ha colpito nel segno con lo stop a una raffica di treni regionali sulla dorsale Trieste-Udine, fondamentale poi anche per i collegamenti con il Veneto. La mobilitazione del resto è scattata già nella serata di giovedì 19 luglio dalle 21 e si protrarrà per 24 ore. Meglio dunque affidarsi ai siti dedicati per vedere se il convoglio prescelto rientra o meno fra quelli garantiti o, in caso contrario, rimandare la partenza. A subire pesanti disagi infatti anche il traffico a lunga percorrenza, vedi la cancellazione in mattinata del Frecciarossa 9707 in partenza da Milano Centrale e diretto a Trieste. Brutte notizie anche per chi viaggia in aereo. A causa dello sciopero, Ita Airways si è vista costretta a cancellare 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero, ovvero quest'oggi, venerdì 20 giugno. Gli altri due voli soppressi sono nazionali ed erano programmati per il 19 e il 21 di giugno. La compagnia, nella sezione informazioni di viaggio del sito web, invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario superiore alle 5 ore, i passeggeri possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto allo 06 85 96 0020.